Con il presidente dell'associazione Gianni Fresu abbiamo speso già parole importanti con il referente del reparto di pediatria che ci ha sottolineato la bontà del vostro progetto che ormai è da 12 anni che vi vede protagonisti. Abbiamo detto anche che i beneficiari ultimi sono i bambini, però tutto il personale sanitario, quello che si adopera affinché i bambini possano avere le cure necessarie, alcune volte devono combattere contro burocrazia, contro mancanze davvero incredibili, ed è chiaro che nel 2025 vi è male pensare che se non fosse per l'aiuto e la grande partecipazione di associazioni come la vostra ci sarebbero ancora dei problemi. Salvatore. Beh sì, questo ci rende ancora più orgogliosi, nel senso che oltre al fine benefico riusciamo a superare tutti quei cavilli burocratici che purtroppo ancora, come dici tu, nel 2025 esistono. Non è facile e sicuramente lo denota il fatto che svolta la manifestazione nel mese di giugno concludiamo l'operazione di donazione nel mese di gennaio, quindi sono altri 6 mesi che ci tengono vivi e impegnati per la parte burocratica, per insomma sottolineare, chiudere e diciamo anche mettere d'accordo tutte quelle strutture, i comparti che agiscono nel mondo ospedaliero. Questo per noi è un grande motivo di orgoglio. Ormai dopo diverse edizioni siamo riusciti un po' a limare i tempi, ma sono comunque abbastanza lunghi. Oggi finalmente riusciamo a concludere anche questa 8ª edizione con una donazione cospicua che, come dici tu, oltre il fine poi utilizzo che è quello dei bambini, anche l'intera comunità riesce a usufruire di questo e noi siamo veramente orgogliosi di questo. Ed è importante sottolineare il fatto che in una settimana voi riuscite a portare presso gli impianti di gioco tantissime persone, con del lavoro incredibile alle spalle sia tu che del tuo entourage, senza chiedere niente in cambio, anzi dovendo combattere paradossalmente con quelle che sono delle regole incredibili che per portare dentro una struttura ospedaliera è un qualcosa che non ha costi per l'ente, sembra quasi che ti facciano, talune volte, passami l'espressione, un favore loro, mamma mia. L'hai detto tu, ma non lo smentisco, nel senso che comunque è molto difficile perché la parte burocratica è un qualcosa che ci fa perdere le giornate e dico perdere con un senso di causa, perché non hai un ritorno. Se con l'evento comunque è un ritorno di un obiettivo, qua la parte burocratica è un tempo utilizzato per concludere ciò che è già stato fatto, quindi è molto difficile questo, ma ormai fa parte di noi. Grazie a Dio abbiamo uno staff di volontari di oltre 50 persone, quindi questo ci permette di dividere i compiti, ci permette di portare a casa anche questa donazione e ci permette anche di avere manovalanza al fine di realmente, materialmente e anche fisicamente buttare giù quello che è l'intera sala medicazione e ricostruirla da zero, quindi anche l'occhio riempie il cuore, ecco. Ultimissima cosa, e qua permettimelo, l'ho visto insomma che tu hai un hobby particolare la domenica, possiamo dire che Associazione Gianni Fresu 3, ente ospedaliero e burocrazia 0? Sì, possiamo dirlo a voce anche ben alta, perché ci rende orgogliosi. Questo era, diciamo, un obiettivo che ci siamo messi in primis io, la mia famiglia, mia madre, che era continuare la missione di mio padre, aiutare i più bisognosi, aiutare soprattutto i giovani, i bambini e superare quelli che sono tutti i cavilli amministrativi. Ecco, questo forse un po' anche me l'ha tramandato e ce l'ha tramandato, che riusciamo a superare questo con un pizzico anche di orgoglio, di determinazione, sfacciataggine che non guasta, però alla fine poi il risultato ci rende soddisfatti e ci dà soprattutto la forza per ripartire, per costruire ancora qualcosa di nuovo, di bello, e alla fine questo è il nostro risultato più grande. Ok, allora appuntamento per la prossima edizione, chiaramente per un super torneo che poi ha questi risultati finali, e anche se sono passati 6 mesi valeva la pena aspettare. Grazie per quello che fate e per quello che farete. Grazie a voi e ci vediamo a giugno 2025.